Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Siete pronti per fare un viaggio nel passato, per capire il presente e magari anche un po' del futuro? Allora, come sempre, due i nostri ospiti, diversi gli argomenti. Cominceremo parlando di Roncade, un paese, un territorio importante della Marca Trevigiana, ieri, oggi, pensando anche al domani. Poi parleremo un po' di politica. Parleremo di politica andando a rivedere la DC e soprattutto la Democrazia Cristiana nel rapporto con gli enti locali, con i sindaci, con i vari amministratori. Seconda parte invece ci trasferiremo lungo il Piave, andremo a Ponte di Piave per parlare del ponte e non solo, perché sarà un Piave divino. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Quindi all'unanimità è stato deciso di chiudere la discarica di Musestre, quindi una soddisfazione se non altro per il Paese? Beh, credo che senza dubbio sia una soddisfazione per il Paese. È una soddisfazione un po' amara perché ci lascia quel problema da risolvere, ma credo che a questo punto tutti i comuni, il consorzio stesso, devono farsi carico del problema che fino adesso, a mio avviso, si sono poco preoccupati. Ecco, questo era il sindaco Doratiotto e questa è Roncade 1985 e quindi proprio da Roncade vogliamo partire col nostro ragionamento incontrando il successore del sindaco Doratiotto, ovvero Ivano Sartor. Benvenuto Ivano Sartor e benvenuto alla nostra storia. Grazie. Allora, intanto 1985, partiamo già col tema delle discariche. Roncade com'era? Discariche e soprattutto che eredità ha preso da sindaco dopo aver fatto anche l'assessore? Certo, Roncade era piena di discariche, alcune regolari come quella che il sindaco Doratiotto ebbe il coraggio di chiudere, nella quale sversavano i rifiuti urbani tanti comuni, in testa ai quali c'era il comune di Treviso. Ma non c'era mica la ghiaia però a Roncade? Perché no, c'era l'argilla, sono le discariche più comode, più anche in un certo senso più sicure, anche se non erano condotte a regola d'arte, quello era il problema. Ma le discariche d'argilla a Roncade erano il frutto della intensa attività estrattiva di aziende di laterizio. Ce n'erano 3 a Musestre, lungo il Sile, ma c'erano poi anche quelle di Casier, c'erano le industrie di laterizio di Casale sul Sile e quindi la provincia concedeva le autorizzazioni, o meglio dava il parere favorevole, poi la regione ratificava le autorizzazioni ad aprire in continuazione cave d'argilla. Quelle più antiche che si scavavano per parecchi metri sotto il livello, sotto anche il livello del mare, erano piene d'acqua. E allora le prime discariche, compresa quella del comune di Roncade, per i pochi rifiuti che allora si raccoglievano, perché si raccoglievano solo nei centri dei paesi, era a San Giacomo e si sversava, ricordo, direttamente in acqua. Un po' diversa era la realtà della discarica consorziale cosiddetta di Musestre. In realtà siamo tra Musestre e San Cipriano lungo la Claudia Augusta, erano le discariche del Lagozzo, dove i rifiuti dovevano essere coperti con ogni giorno, insomma, dopo ogni sversamento. In realtà la gestione era abbastanza problematica, non si andava tanto per il sottile. A un certo momento addirittura una di quelle discariche scoppiò e il percolato andò in Sile, quindi problemi gravi che sono tuttora aperti, nel senso che recentemente il Comune ha dato anche l'informazione nel notiziario comunale, la Regione ha stanziato alcuni milioni di euro per il risanamento di quelle discariche. Quindi sono realtà che si trascinano da 40 e più anni. Allora, come sindaco dal 1992, queste sono immagini di 10 anni prima, perché siamo nell'82. Lei nell'82 qui cosa faceva? L'assessore? Io ero assessore, io sono entrato in politica. Ecco, raccontiamo un po', Ivano. Sì.
Beh, io sono entrato in politica nel Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana ancora quando andavo al liceo, quindi a 17 anni sostanzialmente. Ecco, nel 71-72 inizio a partecipare intensamente, poi divento subito segretario della sezione di Biancade, poi segretario del comitato comunale di Roncade e avanti, quello è l'impegno politico. L'impegno amministrativo, io appena compiuti i 21 anni, allora la maggiore età era 21, ecco, appena compiuti i 21 anni io vengo eletto consigliere comunale ed entro immediatamente in giunta, per cui nel 75 divento assessore allo sport, turismo e partecipazione a Roncade. Guardando queste immagini, come vede questa città, anzi questa città ora cambiata, insomma? Sì, come eravate? Adesso è molto migliorata per l'arredo urbano che si è fatto, si sono realizzate le fognature, l'arredo urbano nel centro di Roncade parlo. In realtà il disastro del centro di Roncade era già stato compiuto negli anni 60 quando il paese è stato sventrato, demoliti i ponti romanici sul Musestre, demolito lo slargo d'acqua, demolito il teatro, per far passare la strada provinciale che va da Mogliano a Ponte di Piave, la strada provinciale 63. Ecco, quindi quello è stato la grave distruzione irreversibile, ecco, nel centro di Roncade. Però dopo insomma sono stati fatti tanti interventi di miglioramento, di recupero, anche i privati hanno fatto la loro parte. Il vecchio fatiscente consorzio agrario che era un rifugio di topi e pattegane praticamente oggi è un bel centro residenziale, insomma è stato migliorato l'arredo urbano un po' dappertutto con vari interventi. A quel tempo era difficile amministrare? Era difficile ma anche forse più interessante di oggi. E qui vediamo il municipio come non è adesso. Sì, esatto. Nel senso che era interessante perché c'era un rapporto immediato con la popolazione e questo rapporto era a volte anche duro, ma tutto sommato sereno, nel senso che la gente ti avvicinava, ti illustrava i problemi. La politica allora era presentissima, si facevano incontri, riunioni ad ogni livello, con le categorie, con le persone, con i gruppi, nel territorio, praticamente tutta la settimana. Io ricordo che era normale, normalissimo fare attività politica, incontri, riunioni, eccetera, la domenica mattina e anche il sabato sera. Quindi c'era un dialogo intenso tra popolazione e cittadini. A volte ci si confrontava anche in termini duri, perché a volte le richieste non erano così sempre assentibili. Ecco, e poi c'era il ruolo delle opposizioni che era molto vivace. Un ruolo vivace, ricordiamo che a Roncade avevamo diciamo delle figure di punta degli altri partiti in consiglio comunale. Ma allora Roncade era bianca oppure come Mogliano era molto più rossa? No, Roncade era bianca, nel senso che andavamo dai 19 ai 21 consiglieri comunali a seconda del mandato bulgara, amministrativo, insomma. cioè 2/3 ecco, conquistati elettoralmente, senza premi di maggioranza, perché quello era il risultato delle elezioni amministrative. Però in consiglio comunale gli altri partiti che avevano 7-9 ecco, consiglieri, gli altri partiti erano rappresentati da figure molto importanti come il segretario provinciale del PSI, Carlo Pillon, come quello che poi è diventato deputato sempre socialista, Sergio Vazzoler. Il PC aveva delle figure che non hanno avuto ruoli così apicali, ma intelligenti e presenti, quindi non era facile andare in consiglio comunale. Le faccio vedere e vi faccio vedere l'inserto il C9 per la nostra Francesca, è un RVM che ci fa vedere nel 1983 i braccianti di Catron e qui a Catron troviamo un'azienda agricola che è un pezzo veramente importante del territorio roncadese. Perché è importante Catron? Era importante ed è nuovamente importante. Perché era uno dei rari latifondi ancora esistenti ecco, nel Veneto. Erano 1000 passa ettari
quindi 2000 campi trevigiani abbondanti, 2200 quasi, c'era una presenza forte di famiglie, di case contadine, e quindi Catron, che adesso io non so le attuali cifre, ma credo sarà sui 500 abitanti, ma è sceso fino quasi a 300, ecco, nei decenni scorsi, ecco, Catron superava i 1500 abitanti, quindi era un paese con una forza demografica e anche di opinione forte. E poi erano quasi tutti o braccianti, ma prevalentemente erano mezzadri negli anni 70, ecco, erano mezzadri, quindi dobbiamo ricordare che nella nostra provincia la lotta contro la mezzadria è stata un impegno duro e continuativo dei sindacati, ecco, della CISL in modo particolare nel Trevigiano, e quindi era gente... non della CGIL, della CISL, quindi diciamo così sì, il sindacato bianco, giusto? Sì, il sindacato bianco, insomma basta ricordare figure epiche come quella di Ferruccio Paro, ex sindaco di Carbonera, tuttora vivente, che tra l'altro era un dirigente dell'azienda di Catron. Ecco, e quindi questa vicenda della lotta contro la mezzadria aveva prodotto alla fine l'esistenza, la presenza di queste personalità di forte carattere, ecco, ne ricordo alcune figure molto, molto importanti a Catron. Vediamo il C10 a questo punto invece, che è sempre di Catron, ci parla di un'azione, devo dire, abbastanza particolare, cioè quella della distruzione delle mele. Il momento è il 1982, Francesca, se riesce a farcelo vedere così lo commentiamo insieme a Ivano Sartor, perché devo dire che io non ho mai visto delle immagini del genere, in genere nella Marca trevigiana. Certo. È una vicenda, quella delle mele, che io ricordo bene. Praticamente hanno portato camion e rimorchi di questo frutto, non so per quali motivi. E poi c'era la gente che veniva a prendersi le mele? Assolutamente, perché le mele in gran parte erano ancora buone, e io ricordo anche amici miei che sono venuti da Treviso. Ma la vicenda com'era, visto che era vissuta da, diciamo così, amministratore locale? È stata una vicenda che un po' ci faceva sorridere, perché non era mai successo, che hanno portato a Catron e disseminato i campi come emendate, come fertilizzante, queste mele, che evidentemente non si riusciva a vendere nel mercato. Ecco, e quindi credo che i produttori hanno deciso di venderle come emendante dei terreni. Sì. Ecco. E questo era il risultato? Sì, e questo è il risultato, e c'era gente, ma c'erano tanti che andavano, qualcuno cercava di dissuaderli perché entravano in proprietà privata, ma insomma era una proprietà privata tra virgolette, perché l'azienda allora era di proprietà dell'ospedale di Treviso. Ecco. E qui vediamo, quindi questo è usato come fertilizzante, in poche parole? Sì, e poi arate sotto. Ecco. E poi arate assolutamente sotto. Sì. E molta gente, le immagini insomma raccontano da sole, ricordano per certi versi anche quello che è successo con le arance in Sicilia. Sì, certo, la motivazione è sempre la stessa, cioè che questo prodotto evidentemente non aveva un mercato tale da compensare il recupero dei costi. Immagini, ecco, un mare di mele veramente buttate a terra. Sì. E comunque Catron, questo era il passaggio, cioè Catron era in mano, diciamo così, all'ospedale di Treviso. Sì. Adesso invece è passato a Cattolica Assicurazione, se non sbaglio. Dopo è passato a Fondazione Cassamarca, che l'ha tenuta per un decennio. E quello che vediamo oggi, la grande trasformazione dall'agricoltura al post-industriale, un balzo chilometrico, ecco, è dovuto all'attività e alla trasformazione e agli investimenti fatti da Fondazione Cassamarca e soprattutto alla volontà di Dino De Poli, ecco, di trasformarla nel senso verso il settore formativo, educativo, la ricerca. Insomma, la Fondazione Cassamarca ha investito veramente tanti milioni di euro a Catron. Allora, visto che parliamo del futuro di Catron, cioè del passato di Catron visto dal futuro, insomma, andiamo all'87, così non ci come dire, complichiamo la vita, andiamo a vedere un servizio, l'inserto è il C11 per la nostra Francesca insieme
al nostro Alessandro Granziera, solerte regista della puntata. Il servizio è Catron e il suo futuro. Vediamolo insieme e poi commentiamo. Il futuro e le prospettive dell'azienda agricola di Catron sono stati affrontati ieri sera a Roncade, presenti il presidente Danesin, esponenti del sindacato e amministratori locali, riuniti per discutere attorno al problema della valorizzazione del patrimonio rappresentato dall'azienda per produrre ricchezza e occupazione. Questo, d'altro canto, è in linea generale anche l'enunciato del programma elaborato dalla CGIL, mediante il quale il sindacato punta ad un rilancio aziendale partendo dal cambiamento delle produzioni, inserendo un allevamento bovino e recuperando gli immobili esistenti che potrebbero essere utilizzati, sempre secondo il progetto della CGIL, per creare una struttura agroturistica che rilanci e valorizzi la zona che, lo ricordiamo, confina con la laguna ed è costeggiata dal fiume Sile. Si tratta di un'ipotesi di lavoro che ha riscosso l'interesse di tutti gli intervenuti all'incontro, i quali hanno anche chiesto di poter approfondire l'aspetto finanziario e economico del piano stesso, riservandosi in un secondo tempo di valutare la sua effettiva fattibilità. Il nostro obiettivo, hanno precisato i responsabili della CGIL, è mettere al centro la realtà di Catron, in quanto espressione più che di una semplice azienda, di una comunità. Se ne riparlerà comunque in un prossimo futuro quando, cioè, le parti, consigli comunali e ULS compresi, si riuniranno nuovamente. Ecco, va detto che a me hanno mandato a fare queste immagini, sì. All'ultimo momento, non so se vi siete resi conto, bisognava farle di notte perché bisognava fare il servizio, certo. e poi si poteva fare molto meglio, ma insomma a volte capita anche questo. Insomma, area agrituristica. Il futuro invece di Catron, secondo il nostro Sator? Allora, lì siamo nel contesto di una delle due grandi ristrutturazioni aziendali effettuate dalla SPA che amministrava Catron e SPA che veniva nominata dal Consiglio Comunale di Treviso, ecco, perché al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria le azioni dell'azienda di Catron di proprietà dell'ospedale si trovavano nel comune di Treviso. E allora lì quando c'è stato a un certo momento il Consiglio Comunale di Treviso ha nominato il Consiglio di amministrazione e ha voluto mettere come presidente Luciano Danesin di Treviso, no? Ex assessore trevigiano, un nome famosissimo, insomma, è noto ai trevigiani. Lui ha proceduto col risanamento dell'azienda. Per risanare l'azienda ha eliminato le coltivazioni che richiedevano maggiore manodopera, che era il costo principale che aveva messo in crisi il bilancio della SPA. Quindi cosa fa? Elimina soprattutto i vigneti, elimina la coltivazione dell'uva. Ecco, la produzione del vino. Per il quale prima abbiamo visto appunto i braccianti di Catron che protestavano. E quindi c'è una forte protesta per la riduzione della manodopera. Ecco, dopo c'era il problema di trovare il lavoro, soprattutto alla parte debole delle persone colpite, soprattutto le donne che lavoravano sia in cantina sia nei vigneti. E quindi la buona parte delle donne sono state assunte direttamente dall'ospedale come inservienti, come addetti alle cucine, addetti alle pulizie, eccetera, eccetera. Ecco. E questa è la vicenda per cui c'è stato molto contrasto su questo. Il Consiglio Comunale di Roncade non era su quella linea, e io ricordo bene che gli incontri effettuati anche con la presenza di Danesin e la popolazione presso il CRAL, no? Dove adesso c'è l'Osteria alle Vigne, c'era il centro ricreativo dopolavoristico dell'azienda. Ecco, quindi è una delle due grandi ristrutturazioni che hanno creato grossi problemi al territorio. Ma il futuro? Il futuro ormai c'è già a Catron. Da una parte rimane sempre il settore agricolo, perché adesso credo che l'azienda, l'attuale proprietà che è controllata da Cattolica Assicurazioni, la quale a sua volta è controllata dalle Generali, ecco, quindi gran parte, credo, di questa proprietà che supera, mi dicono adesso, i 3.000 ettari, perché si arriva fino alla laguna di Venezia, ecco, deve essere destinata e continua a essere
destinata all'agricoltura, alla coltivazione. Ecco, e quindi quello è una parte. Insomma, queste signore qui sono diventate tutte dipendenti dell'USL. Sì. E poi c'è la parte invece fondamentale, adesso anche per l'immagine, per il futuro, eccetera, che è il settore formativo. Ecco, c'è Lecce Campus, ma con tutte le sue attività. Ecco. C'era nelle idee, nei progetti, anche abbiamo sentito anche nel servizio di prima, anche la volontà di trasformarlo in agriturismo, cioè un centro per accogliere così turisti particolarmente attenti ai valori ambientali, eccetera, ma francamente è difficile un progetto del genere alle porte di Venezia, se non subordinato a Venezia o alle spiagge di Jesolo, insomma, però siamo un po' lontani, ecco sia. Guardare queste immagini dei motorini. È un'altra epoca. Io stesso in quel periodo mi muovevo in motorino, quindi quante volte da casa mia, che era il punto più a nord del comune di Roncade, sono andato facendo una quindicina di chilometri a Catron a trovare la gente, le famiglie, eccetera. Era un'altra epoca, sì. Quello era il mezzo, insomma. Sì, ma poi anche, non so, vedere proprio i braccianti, cioè chi stava lavorando, i volti, là, sì. le tute, cioè è veramente un'altra epoca. Poi c'era tutta la problematica dei mezzadri, anche questi probabilmente sono i braccianti. I mezzadri o poco prima o poco dopo, insomma tra anni, era sindaco Dorattiotto, quindi negli anni '80, ecco, si è risolta la problematica dell'eliminazione della mezzadria, quindi sono stati liquidati questi braccianti, dando loro una casa e un po' di terreno, 1 ettaro, 2 ettari, attorno alla casa, insomma, ecco, e quindi l'azienda si è sgravata di questa presenza mezzadrile che non poteva più essere rinnovata perché era intervenuta la legge nazionale che ha abolito questa forma di questo contratto. Ma guardare questa Catron di questo tempo sono immagini, c'è ancora il prodotto sull'AIA? Sì, sì, certo, ma ho fatto in tempo a vederlo anch'io fino a pochi anni fa, insomma, quando sversavano una decina d'anni fa, ecco, il frumento appena raccolto, ecco, sull'AIA, per poi ricaricarlo su dei camion che partivano per la destinazione definitiva, insomma. Adesso lì è parcheggio? Sì. Lì adesso è parcheggio, è chiaro, sì. Va bene, allora adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ripartiamo sempre con Ivano Sartor come amministratore locale, ma anche come, diciamo così, come abbiamo sentito all'inizio, esponente della Democrazia Cristiana, tra qualche istante.